Silvia Susanna, la grande novità di questa edizione della festa di San Valentino possiamo dire che sia il Valentino Wedding, cioè questa fiera degli sposi. Come è nata l'idea? Dove si terrà? Beh, l'idea è nata già qualche anno fa, ma la realizzazione non era così semplice. Però quest'anno abbiamo voluto veramente farla e speriamo che questo sia il primo di un impegno che ci sarà anche nei prossimi anni, anche perché abbiamo cercato di coinvolgere innanzitutto i commercianti di Musile e poi ovviamente anche quelli dei paesi limitrofi. Siamo a 19 espositori, la fiera si terrà qui in municipio, nella sala consigliare innanzitutto e poi anche nello spazio esterno. È un bel momento perché riusciamo in questo modo a coniugare quella che è la sacralità della festa, quindi il nostro patrono, con gli sposi, quindi l'amore. Una bella iniziativa proprio perché è la prima volta che viene realizzata a Musile, ma ripeto, vogliamo che questo sia un appuntamento fisso per il nostro comune. Ecco, a proposito di iniziative, di novità, diciamo, i commercianti, cioè il premio San Valentino, quest'anno viene attribuito a un'intera categoria, i commercianti di Musile. Sì, e siamo molto felici di farlo perché i commercianti hanno sempre lavorato in silenzio, con raccolte fondi fatte nei loro punti vendita e mettendosi proprio a disposizione e promuovendo queste raccolte fondi e credendoci fino in fondo. Questo è un impegno che va sicuramente premiato e quindi quest'anno il premio San Valentino andrà proprio a tutti i nostri commercianti di Musile che in 3 anni hanno raccolto quasi 15.000 euro in fondi da donare agli altri. Il programma è molto articolato, soprattutto venerdì 14 e domenica 16. Quali sono le principali iniziative? Possiamo ricordare il grande mercato agricolo e il mercato del chilometri zero e poi il mercatino creativo che abbiamo realizzato qui davanti al nostro municipio. Ci sarà un grande Luna Park a disposizione, come è già stato installato, e soprattutto ricordo che ciò che coinvolgerà la nostra popolazione saranno, oltre che le bancherelle con le arance della salute come è tradizione, ci saranno delle iniziative che in qualche modo faranno vivere le nostre vetrine per i nostri commercianti con una mostra di arte itinerante, la quale tende a valorizzare i nostri artisti locali. Non solo, presso il nostro centro culturale Bessanin Sicker, dove abbiamo una bella mostra fotografica di Piero Montagnard, presso la nostra chiesa parrocchiale sarà esposta la reliquia del Santo Valentino con delle funzioni religiose ad hoc, e non solo, l'oratorio poi ospiterà anche una mostra missionaria dove l'oratorio metterà a disposizione appunto dei prodotti artigianali dai quali ricavare appunto delle offerte per poter sostenere chi lavora in terra di missione. Ecco, un'ultima cosa, Sindaco, San Valentino il rosso dell'amore, ma San Valentino quest'anno diventa anche green. Quest'anno San Valentino è green perché si parla tanto di ambiente ed è importante dare il buon esempio, quindi quest'anno tutto quello che sarà utilizzato all'interno della manifestazione, che vuol dire stoviglie in generale, ma anche la semplice consegna delle arance, verrà fatta in modo biologico, quindi utilizzando solo materiali compostabili e cercando di far capire, di far passare un messaggio, ossia facciamo tutti quello che possiamo fare per rispettare l'ambiente.